Mobilitazione dei sindaci giovedì prossimo contro la manovra, i primi cittadini restituiranno le deleghe, il governo decide anche ufficialmente l'abolizione delle province, è il fallimento del federalismo, dice Francesca Zaccariotto. È l'edizione di Venezia dei nostri notiziari, ben trovati in primo piano la guerra alla manovra finanziaria. Giovedì prossimo la mobilitazione di comuni e province dopo il sì al Senato. Da Venezia esplode la rabbia dei primi cittadini e anche della Presidente Francesca Zaccariotto, come sentiamo nel nostro primo servizio. Arriva lo sciopero dei sindaci veneziani insieme a tutti i colleghi veneti degli altri 8.000 comuni italiani. Pier Antonio Tomasi, primo cittadino di Marcone e vicepresidente dell'ANCI regionale, era a Roma stamane per il direttivo dell'associazione che riunisce le amministrazioni locali e conferma la decisione della mobilitazione. Restituiremo le deleghe dell'anagrafe quel giorno, racconta Tomasi, e sarà una giornata di consigli comunali e giunte aperte alla cittadinanza. Vogliamo spiegare ai cittadini che effetti avrà questa manovra votata con il sì al Senato e che temiamo incasserà un altro successo alla Camera. Una decisione presa trasversalmente da centrosinistra e centrodestra. Con la manovra, continua Tomasi, non potremo più garantire i servizi ai cittadini. Di rivolta in rivolta anche l'Unione delle Province Italiane ha indetto sempre per giovedì prossimo una mobilitazione degli enti che con l'ok del Consiglio dei Ministri di oggi saranno cancellati. Mobilitazione che trova l'adesione amareggiata del numero 1 di Cacorner, Francesca Zaccariotto. Se ogni volta per dimostrare che c'è un problema è necessario fare questo, noleggeremo i pullman. Sia l'abolizione con legge costituzionale delle province con eccezione di Trento e Bolzano. Uno smacco per chi come la Zaccariotto ne aveva chiesto la cancellazione esplicitamente. Il presidente torna a parlare di agguato e si sfoga. È una riorganizzazione che pare non avere capo e coda. Mi dispiace perché la leggo assolutamente in una posizione diversa da quel concetto di federalismo che io ho acquisito in tutto questo tempo e verso il quale ho creduto. Al posto della provincia di Venezia nascerà la città metropolitana, ma tempi e modi di questa nuova realtà rischiano di creare caos e nessun risparmio. Oggi è impensabile qualsiasi tipo di piano di lavoro perché non si capisce più dove si vuole andare a parare. Non siamo stati coinvolti in questo disegno di legge. Giovedì prossimo sarà un'altra giornata di sciopero e protesta. Tricolori in prima fila a lanciare una mobilitazione contro la manovra approvata in Senato che ha coinvolto nel giro di poche ore anche province e regioni. Le 8.000 fasce tricolori stavolta non andranno a Roma ma resteranno nel loro municipio. Previsti consigli straordinari aperti a tutti i cittadini e restituzione delle loro funzioni al governo. Proposta la sospensione dei servizi dell'ufficio anagrafe. È l'annuncio fatto oggi a Roma a seguito del direttivo ANCI. Pronti i sindaci trevigiani, dal sindaco di Conegliano Maniero al sindaco di Casier Marzullo. Siamo alla resa, dicono, i tagli indiscriminati ci stanno uccidendo, i servizi ai cittadini non saranno più affrontabili. Penso che la situazione sia veramente pesante. Questa non è altro che la manifestazione del disagio e direi anche della disperazione dei comuni. Mi sorprende il fatto che uno come Osvaldo Napoli, parlamentare del PDL, abbia votato, pur essendo presidente dell'ANCI, abbia votato la manovra. Tutti dubbiosi però sulla sospensione di un pubblico servizio come l'anagrafe. A rimetterci sarebbero sempre e soltanto i cittadini. Trovo che sia un'iniziativa alla quale non ho alcuna intenzione di aderire perché francamente credo che porti via altri servizi ai cittadini. Intanto anche il presidente della conferenza delle regioni annuncia che verranno consegnati i contratti per il trasporto pubblico locale. Le province, ridotte a vassallo delle regioni, sono deluse. Il presidente della provincia di Treviso, dopo il via libera del Senato al provvedimento, parla di sconfitta della Lega stessa. È pronto a gettare la spugna se qualcosa non cambierà. Non ha senso che io rimanga qua se devo fare un stipendificio, cioè pagare solamente i stipendi senza fare progetti e fare azioni concrete verso i cittadini. E per ottobre l'ANCI ha già previsto un incontro di primi cittadini a Brindisi. Annunceranno la loro contromanovra.